Eccoci alla puntata di Sindaco Risponde, l'appuntamento del martedì sera, gruppo TV7 sul canale 19, sulla pagina Facebook, per telefonare 049 80 777 53, per i messaggi 345 334 1171, il Sindaco Risponde @tv7.com per l'email, sulla pagina Facebook è arrivato anche un messaggio del Presidente della provincia, che lo salutiamo, se vuole salutarlo anche lei, Sindaco. Fabio Bui, certo, sì. Un amico. E quindi salutiamo anche Fabio Bui, che ovviamente fa arrabbiare sempre Mariano Schiavone nelle trasmissioni sportive. E allora andiamo con i messaggi, Dennis. Buonasera Sindaco, complimenti per la piantumazione degli alberi in tutta la città. Sono piccoli, ma speriamo che tra qualche anno siano rigogliosi. A che punto siamo? Ne piantate ancora? Siamo al 70% scarso di piantumazione, per cui mancano ancora un 30%. Spero che ce la facciamo entro questo periodo qua, se no dobbiamo passare ovviamente in autunno, ma il dirigente mi ha detto che il 90% ce la facciamo. Andiamo al secondo messaggio, Dennis. Buonasera Sindaco, i monopattini sono un bel servizio, è possibile portarli anche in zone più periferiche e non solo a ridosso del centro? Vittoria. Vi ricordo che i monopattini non sono nostri di gestione, un'azienda esterna che ha vinto un concorso e loro ovviamente per recuperare costa in termini di energia e di lavoro, per cui sono molto attenti a essere concentrati. Però come dicevamo prima, con il problema del costo energetico dell'energia può essere che sia una buona idea questa, portarli ancora più in periferia di Padova. Questa è una buona idea. Andiamo con il terzo messaggio, così diventa ancora più pericoloso per chi guida le macchine. Sindaco, quando finiranno i lavori della curva sud dello stadio Euganeo, ma bisognerebbe avvicinare anche le tribune. Dennis, ti ho disturbato perché aspetta un attimo prima di leggere, e bisogna stare attenti chi ha il monopattino. Chi ha il monopattino deve stare attenti, o l'automobilista? È reciproco. È reciproco. Certo, bisogna parlarlo bene, stare attenti. No, perché io vedo molti monopattini col telefonino, in due sul monopattino. Sbagliano. Io ne vedo moltissimi, li vedrà anche lei, nessun vigile dà multe. Dai, non è vero, vorrei vedere. Ma volete una città che sia responsabile o che se andiamo a sanzionare tutti quanti? Responsabile, però chi non rispetta le regole. Di educazione, di imparare, di capire. Se avete notato, da quando abbiamo i monopattini sono molto più ordinati, sono meno messi in maniera caotica. Bisogna mettere questo anche in merito dell'azienda che gestisce, che alla sera li mette a posto. No, Sindaco, io dicevo mentre corrono, non mentre parcheggiano. Sì, ma già è migliorato molto dove è fermo. Adesso un po' alla volta è un problema di educazione e responsabilità. Io speravo che il governo facesse anche delle normative diverse, non è passata la legge, per cui dire casco, luci, frecce direzionali, non l'ha fatto, per cui adesso vedremo. Però siamo molto attenti per la sicurezza, si fa male. No, è vero, io ho l'incubo, Sindaco, credo che ce l'abbiano in molti, quando passo sulle strisce pedonali, che ne abbiamo già parlato, molte ancora non sono state illuminate, quindi sono buie, e di sera specialmente chi ha il monopattino o la bicicletta senza il fanale acceso non si vede proprio. Ovviamente se succede un incidente, e giustamente ha torto il veicolo che ha più forza sotto un aspetto di urto, dunque ha torto chi guida la macchina, però delle volte non è proprio così, perché li sfrecciano a 200 all'ora quando passano con i monopattini. Ecco. Bisogna, automobilisti devono stare attenti, poco da fare. Insomma, abbiamo moltissime biciclette elettriche, normali, servo assistite, bisogna stare attenti. Capita a tutti, quando sono in passaggi pedonali dobbiamo fare attenzione, spesso e volete sono ragazzi sono un po' spericolati, è vero, bisogna fare attenzione, andare a bassa velocità, si consuma meno, si inquina meno. È vero, tutto giusto, solo delle volte uno non se ne accorge. Bisogna stare attenti, ma anche i ragazzi che vanno in bicicletta o vanno in monopattino devono avere un po' di attenzione, è vero. È vero. È reciproco la faccenda. È vero. Andiamo con il messaggio che ti ho interrotto, Dennis. Sindaco, quando finiranno i lavori della curva sud dello stadio Euganeo, ma bisognerebbe avvicinare anche le tribune? I lavori della curva finiranno, come ho detto, aprile-maggio, ovviamente di quest'anno, per evitare battute delle conduttori ironiche. Le tribune, sono d'accordo, però costa un sacco di soldi.
se non aveva finanziamenti dallo Stato specifici è impossibile. È una cosa anche impegnativa sotto un aspetto economico, perché sì, giù una curva con i problemi che abbiamo, con i problemi sociali che abbiamo, penso che, lo capisco, abbiamo già uno stadio efficiente in cui si può gestire tranquillamente la Serie A. La curva per me è già importante, vuol dire avvicinare i tifosi, quelli più caldi, che si emozionano più con le partite, vicino alla curva. È un grande aiuto per la squadra, saranno 3.200 tifosi al coperto, per cui io sono soddisfatto. Dopo vedremo nel tempo se o i privati o qualche altra risorsa che arriva dallo Stato sotto l'aspetto sportivo, condizionata allo sport, magari facciamo anche la tribuna nord, però oggi ci fermiamo in questo senso. La curva no, chiedo scusa. Andiamo con l'altro messaggio, Dennis. Buonasera Sindaco, camminando a piedi con bambini e disabili è frequente trovare cacche di cani sui marciapiedi e piste ciclopedonali. È una cosa vergognosa e che continua a ripetersi. Zona San Bellino, Santissima Trinità. Grazie. Ha ragione, l'assessore Galani sta mettendo un sacco di contenitori per deviazione dei cani, però è un problema di educazione, se sono i contenitori specifici. Se la gente è maleducata, non è colpa dei cani, è colpa dei padroni dei cani. Non tutti ovviamente, ma è inaccettabile questa situazione. Bisogna che i padroni dei cani siano attenti e responsabili. Hanno ragione. Telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono Mario Stecca da Vigo d'Ardere. Prego signor Mario. Sì, senta, volevo chiedere al nostro sindaco come mai non si è mai attivato al 100% il reddito di cittadinanza con i lavori socialmente utili, le famose 8 ore a settimana disponibili del percettore, con i corsi per il reinserimento al lavoro, che in questo momento c'è anche bisogno di persone che siano preparate, che siano insomma, a meno che abbiano dei corsi fatti, che siano insomma, nessun sindaco si è mai attivato in questa parte della legge. Come mai? Vorrei sapere da lei, che la ritengo una persona seria e abbastanza trasparente, diciamo, perché? Grazie signor Mario, le risponde il sindaco. Prego, ha ragione, in gran parte ha ragione veramente. Ho cercato anch'io di capire il problema. Devo dire che non è di facile soluzione, poi passa tramite agenzia del lavoro regionale, i dati sono sensibili, per cui c'è la privacy. Con il sociale qualcosa abbiamo fatto, però devo dire che sono molto poco. Anch'io ho sollecitato più volte il sociale e anche il regionale a trovare una soluzione per far sì, anche per un discorso di dignità delle persone. Non penso che a tutti vogliono fare qualcosa, per cui abbiamo bisogno di tanto forza lavoro per quanto riguarda tutti i compiti, per cui è vero, però mi ha fatto ricordare una cosa che ho mentalmente dimenticato e mi attivo un'altra volta, perché è veramente una cosa significativa anche per persone stesse che prendono il reddito di cittadinanza. Sindaco, manca poco al termine, abbiamo 4 messaggi, li leggiamo, se lei risponde anche rapidamente lo chiedo anche a Dennis, così soddisfiamo i nostri telespettatori. Vai Dennis con il primo. Ma l'erba di Luganeo, quando potremo vedere una cosa decente? Non capito. L'erba del Lugano quando potrà essere decente, perché ovviamente stanno facendo un sotto di irrigazione, non è ancora bello. Beh, questo non mi pare brutto, la manutenzione è affidata alla società Calciopalo, non certamente al comune, però questo è un modo di dire che è responsabile di Calciopalo. So che hanno rifatto la parte del drenaggio. No, io l'ultima volta che ho visto l'erba un po' secca, devo dire, questo sì, ma la manutenzione non è comunale, è affidata al Calciopalo, non mi sembra male. Andiamo col secondo, Dennis. Per caso è prevista la realizzazione di qualcosa in quella casetta abbandonata al confine del Parco Morandi, in fondo a via del Giglio San Bellino, che è diventata covo di topi e randagi? Non vorrei dire una stupidaggine, se non sbaglio è proprietà ATE, è già un progetto anche già finanziato di fare l'azienda per persone in difficoltà, persone fragili, però non vorrei dire stupidaggini, mi riservo di rispondere correttamente domani o dopodomani. Se non sbaglio però è già finanziato dalla ATE, vuol dire residenza pubblica. Andiamo col terzo, Dennis.
Una info, esistono aree dove un cittadino può piantare un alberello troppo grande per tenerlo in un terrazzo condominiale? Grazie per la risposta, Maurizio. Ah, non lo so, interessante, non lo so. Ma interessante perché uno, al di là dell'albero di Natale, però può essere anche questa... Riservare uno spazio per chi ha alberi da piantare, ovviamente non è una brutta idea. Andiamo con l'ultimo di questa serie, Dennis. Le rastrelliere di fronte alla stazione dei treni sono piene di catorci arrugginiti abbandonati senza ruote. Si può fare qualcosa? Sì, il polizia locale lo fa in maniera rituale, nel senso prendono le biciclette, lasciano un cartello al proprietario delle biciclette, un adesivo, se vuoi recuperare devi andare in un posto specifico, non viene recuperato nessuno, dopo vanno all'asta, lo facciamo in maniera metodica. Chi arriva e non trova la bicicletta molto spesso si arrabbia, anche se è un catorcio. È vero che non è bello vedere tutte queste biciclette, però la polizia locale in maniera rituale fa sempre questo lavoro. Va bene, ce ne sono altri, Dennis? No, non ce ne sono altri, va bene, allora possiamo concludere questa puntata. Vi ricordo l'appuntamento tutti i martedì dalle ore 19:30 alle 20:25, il sindaco risponde. Per chiedere e fare delle richieste al sindaco mandate il tutto alle email che tra poco la regia manderà in onda con il sindaco risponde @gruppotv7.com. Vi dica, sindaco. No, ho detto un'informazione sbagliata 2 settimane fa. Ho detto si può salire con la bicicletta sul tram? Ho detto sì, si può, non è vero. Si può solo biciclette compatte trasportabili pagando il biglietto, non è vero, ho detto una sciocchezza, mi sono informato dopo. Quelle pieghevoli però, insomma. Sì, e si paga un biglietto anche, non si può andare con la bicicletta sul tram. Vabbè, è giusto ricordarlo. Allora vi ricordo, potete mandare l'email durante la settimana, il sindaco risponde @gruppotv7.com. Noi tutti i martedì sera poi le proporremo al sindaco e vi darà una risposta. I numeri li avete già visto per le dirette 049 80 7753 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi. Grazie davvero a tutti coloro hanno chiamato. Chiudo questa puntata con il sindaco sperando, sindaco, che la guerra termini, che è una cosa penso che lo speriamo tutti, perché ne paghiamo le conseguenze sociali in maniera mostruosa. Grazie sindaco che sei stato con noi. Grazie a voi, buona serata. E vi lascio la programmazione di TV7, il nostro telegiornale, l'informazione di TV7, seguitelo, buona serata.